Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli, Sparé, Comune, Università delle Isole Sparse, 27 aprile 2026, lunedì. Recensisco brevemente questo libro di Claudio Vallarini, Resistenza e missioni alleate nel Veneto, ottobre 1943, aprile 1945. Edito nel 2020, edizioni La Lucertola, Badia Polesine, prefazione di Giordano Dell'Ai. Leggiamo adesso la prefazione appunto di Giordano Dell'Ai di questa pagina per me ancora inesplorata. Prefazione. La storia del rapporto tra forze armate e resistenza civile dall'armistizio dell'8 settembre 43 fino alla liberazione, un legame finora rimasto segreto e non del tutto ricostruito nella provincia di Vicenza, Rovigo, Padova e Verona durante la guerra contro il comune nemico antifascista. Ora è evidente, grazie a questa ricerca svolta da Claudio Vallarini, in Italia, confusa ed impacciata, da poco governata da Badoglio, il Veneto era già occupato dalla Wehrmacht. Dall'agosto 43 è diventato la base organizzativa per operazioni tedesche al fronte e contro i partigiani e gli ebrei. Per questo motivo la regione del Veneto era già oggetto delle attenzioni dell'intelligence alleata, mirate a reperire informazioni e documenti che potessero modificare gli esiti della guerra. In particolare il lavoro di Vallarini porta alla luce le attività effettuate dagli agenti segreti inviati nel Veneto dopo l'armistizio dell'8 settembre 43, arrivati con sommergibili o con aeroplani paracadutati nelle campagne per compiere operazioni di spionaggio e di sabotaggio contro le ferrovie e i capisaldi germanici, operazioni che costituiscono un secondo rapporto con la resistenza, della quale, grazie ad un accordo sottoscritto in Svizzera nel novembre 1943, gli agenti divennero i più stretti collaboratori e fornirono ad essa un senso di legame e di fratellanza da parte degli alleati. Di tutta rilevanza, in particolare per il territorio vicentino, sono state le missioni Icaro, Eric e Fiammetta, che avevano nei paesi di San Pietro Ingù e Sandrigo due poli strategici di straordinaria importanza, non solo perché centrali nel Veneto, ma anche per la collaborazione di figure in prima linea nel processo di liberazione come Giacomo Prandina, nato a San Pietro Ingù nel 1917 e morto nel campo di sterminio di Gusen il 20 marzo 1945, e il tienese Giacomo Chilesotti, detto Loris, 1912-1945. Anch'egli formidabile organizzatore delle prime formazioni partigiane, entrambi decorati con la medaglia d'oro, il valor militare alla memoria, oppure
il sandrianese, pilota dell'aeronautica Luigi De Toni Nigra, detto Nigra, 1909-1987, autore di numerose azioni di sabotaggio su ferrovie e su linee elettriche o telefoniche, per le quali alla fine del conflitto ottenne vari attestati di benemerenza dalle forze alleate. Significativa anche l'attività compiuta dalla missione Fiammetta, come si faceva chiamare Maria Ciofalo, una giovane siciliana dai capelli biondi, già protagonista delle cosiddette 4 giornate di Napoli e successivamente paracadutata nel nostro territorio nel ruolo fittizio di signora Nodinelli, residente in via Giardina a Sandrigo, in realtà inviata dalle forze alleate per ottimizzare le operazioni della resistenza partigiana. Giordano Dell'Ai, Sandrigo, 25 aprile 2020. Breve profilo dell'autore: Claudio Vallarini, Badia Polesine, 1959, si occupa di beni culturali e paesaggistici e archeologici, storia locale. Ha pubblicato volumi Il pallone e la memoria, Il calcio a Badia Polesine, dal 1915 al 1995, ed è Cessata la pioggia, guerra segreta nella provincia di Rovigo e Veneto meridionale, 43-45, nel 2018. Per contatti, qui c'è la mail, claudiovallarini@yahoo.it. Questa è la copertina che avevo già fatto vedere, e questa è l'ultima. Vediamo cosa c'è scritto qua. Diciamo quando, dove è stato pubblicato, finito di stampare nel mese di marzo 2020, da Tipografia Checchinato SNC, Badia Polesine, Rovigo, printed in Italia. Poi farò un altro video dove c'è anche un apparato iconografico interessante da vedere con tanti personaggi, qualcuno anche qua questa è la ragazza, questo ingegnere Chow, molto bella la foto, che dà il là a questa testimonianza. Si chiama Fiammetta. E qui invece abbiamo un aviatore con dei riferimenti a Legnago che preciserò successivamente. Grazie se mi avete ascoltato, mettete un mi piace, schiacciate la campanella, iscrivetevi al canale e mettete un commento.